Ed ora, come di consueto, la rubrica a cura del dottor Madeschi, 3 minuti per la tua salute. Benvenuti in una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute e siamo ospiti, diciamo, del nostro vecchio video sound della Piave TV, sempre, anche se lo studio lo vedete diverso perché purtroppo ci sono stati i ladri, ma la televisione va avanti lo stesso, hanno messo a posto intanto questo studio qui e andiamo avanti. Andiamo avanti con un ospite, diciamo, che è vecchio della nostra trasmissione, perché è già venuto ancora, il dottor Antonio Corezzola, che è il nostro chirurgo riconosciuto, nel senso lavoriamo assieme nella casa di Corezzola, è chirurgo plastico e chirurgo estetico. Oggi l'abbiamo ospite perché vorremmo parlare con lui della rinoplastica, perché se ne parla molto. Allora, prima, cos'è la rinoplastica? La rinoplastica è un intervento, diciamo, che può comprendere sia l'aspetto funzionale sia l'aspetto anche estetico riguardo, diciamo, quella ragione anatomica che è la piramide nasale. Diciamo che sempre più spesso ormai l'intervento di rinoplastica comprende sia anche un aspetto funzionale e anche se non lo comprende direttamente bisogna in qualche modo tecnicamente, diciamo, svolgere l'intervento in modo tale che l'intervento nelle fasi successive, nella fase di guarigione anche successivamente, non lasci dei reliquati tali per cui il paziente poi respiri male, cioè non avrebbe senso avere un bel naso e dopo non riuscire a respirare, come a volte ecco, però allora la gente viene più per avere un bel naso o perché c'è il problema funzionale che... Ma allora, molto spesso, diciamo, succede questo, siccome molti, diciamo, dei problemi funzionali sono associati anche a un difetto estetico, ad esempio la deviazione del setto, che quasi sempre presuppone anche la presenza di una gibbosità, diciamo, a livello della piramide nasale. Molti pazienti, in cui questo difetto ovviamente dà fastidio, cercano con un unico intervento di correggere sia la parte funzionale sia che il difetto estetico. Per cui l'intervento, quando, diciamo, prevede entrambi, diciamo, questi aspetti, può essere svolto sicuramente nella stessa fase chirurgica. Allora, premesso che l'aspetto funzionale viene agli uomini e alle donne, è vero che si rivolgono forse più uomini che donne invece per l'aspetto estetico? No? Rispetto in relazione alla rinoplastica? Sì. Allora, diciamo questo, che mentre in genere per quanto riguarda la percentuale di pazienti chirurgici della medicina chirurgia estetica, le donne hanno un numero preponderante del 70-80%, nella rinoplastica questa differenza si riduce effettivamente e molti uomini, non dico un 50%, ma insomma una percentuale sicuramente quasi paritaria. Ecco, i risultati nella tua esperienza, perché vedo che ne hai fatti diversi, sono risultati buoni in genere? Ma sì, sono risultati, diciamo, buoni. Spesso bisogna ovviamente nella fase preoperatoria confrontarsi molto con quelle che sono le desiderate del paziente, perché a volte, diciamo, è una cosa che ovviamente il risultato è fatto di dettagli. Io posso avere un'idea di un equilibrio che si può creare, diciamo, dopo un intervento, il paziente a volte quell'idea che ho io non sempre, diciamo, è la stessa, quindi bisogna discutere molto prima dell'intervento. In questo siamo aiutati ovviamente adesso anche dai programmi di morphing con il computer, in cui si riesce a dare un'idea di quello che può essere il risultato del post operatorio. L'importante ovviamente è far vedere immagini del post operatorio che sia in grado poi di rispettare. Ovviamente è inutile far vedere un naso bellissimo che dopo non è tecnicamente possibile perché l'anatomia, diciamo, non è un'opinione. Però spesso la persona chiede di avere un determinato tipo di non sì, solo per correggere il piccolo. No, è vero, a volte sì, però quelli sono pazienti un po' difficili, cioè a volte può essere utile che il paziente venga con delle immagini, diciamo, che possano ricordare un certo tipo di risultato, però non sempre, diciamo, noi siamo in grado di mantenere quel tipo di risultato, cioè che una paziente possa presentarsi da me con la fotografia di un'attrice famosa o può essere un riferimento, però dopo ovviamente su quello può essere un progetto sul quale poi discutere, non deve essere solo l'obiettivo, anche perché ormai, diciamo, un buon risultato di rinoplastica è quello, diciamo, che mantiene una naturalezza, diciamo, un equilibrio senza evitare esagerare, ma un po' tutta la chirurgia estetica si sposta ormai su questi concetti. Perfetto, è stato molto chiaro, quindi ringraziamo il dottor Corezzola che avremo prossimamente ospite ancora per una sorpresa.